Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Per la tua pubblicità su TVA, chiama il numero 337 96 55 60. Si festeggia oggi la festa di San Giuseppe, che è anche quella del papà. I Lions del club Agrigento Valle dei Templi e di Aragona Zolfare, alla mensa della solidarietà, offrono la tradizionale minestra di San Giuseppe agli ospiti. Ieri a Naro rievocata la tradizione del mandorlo in fiore, ospite anche il gruppo della Colombia, vincitore del Tempio d'Oro ad Agrigento. Celebrata la messa interforze presso la concattedrale di Villaseta, chiesa Santa Croce, alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Damiano. Ritorna la primavera e con essa le allergie, i consigli dell'esperto allergologo dottor Calogero Belluzzo. Sgominati clan mafiosi a Palermo, quello di Corso Calatafimi, a Catania 41 indagati nell'operazione Locu per spaccio di droga. Campagna antincendio anticipata al 15 maggio, ad annunciarlo il presidente della regione Schifani e l'assessore al ramo Pagana. Panoramica degli avvenimenti sportivi che interessano il calcio giovanile in provincia. Buongiorno, benvenuti con il nostro appuntamento di TVA Notizie in occasione della festa di San Giuseppe. I soci del Lions Club Agrigento Valle dei Templi e di Aragona Zolfare hanno preparato stamani e offerto agli ospiti della mensa della solidarietà di Agrigento il pranzo con la minestra di San Giuseppe. Noi abbiamo seguito l'evento. Festa di San Giuseppe, di solidarietà ai due club Agrigento Valle dei Templi e Zolfare, oggi insieme qui per preparare i cibi e poter dare il loro contributo. Oggi insieme all'amico del presidente del club Zolfare di Aragona siamo qui per festeggiare la festa di San Giuseppe in occasione del cucinare, distribuire i pasti proprio a queste persone che hanno di bisogno. Un giorno molto particolare che noi ricordiamo e come Lions siamo sempre presenti dove c'è bisogno. Oggi insieme a Giuseppe ci siamo programmati per venire qua, abbiamo fatto una piccola donazione che daremo a Sostellina e quindi tutto il team, tutta la squadra dei due club sono qua oggi per cucinare e poi distribuire questi pasti alle persone che verranno in questa occasione. Presidente, anche il vostro club ha cercato di sponsorizzare l'evento? Sì, naturalmente questo addirittura è il nostro terzo anno, insieme sempre al club di Gioacchino, Valle dei Templi, che distribuiamo e prepariamo la minestra di San Giuseppe. Naturalmente colgo l'occasione per fare gli auguri di buon onomastico a tutti i Giuseppe e a tutti i papà che ci seguono. Grazie. Oggi giornata di San Giuseppe, si prepara la minestra, ma la mensa della solidarietà vede due protagonisti, il Lions Club della provincia di Agrigento. Ecco, ci racconti un po' di questa esperienza, di questo impegno quotidiano che voi svolgete verso chi ha bisogno. Intanto grazie a voi e grazie anche attraverso questi microfoni a quanto non sono presenti ma che ci sostengono quotidianamente e con il servizio sbracciandosi e sostenendoci con gli alimenti vari che arrivano. Veramente dobbiamo ringraziare il Padre Eterno e oggi ringrazio San Giuseppe, Padre della Divina Provvidenza.
Divina Provvidenza, che non ci fa mancare nulla. L'esperienza ormai è un'esperienza consolidata di più di 25 anni, che dire, ringraziamo solo il Signore per questo tempo. È chiaro che dal Covid c'è stato un cambiamento di rotta, non è stato più possibile far rientrare dentro e consumare il pasto comodamente seduti, e ancora manteniamo questo perché la sicurezza che il Covid non ci sia non c'è. Tra l'altro le persone che arrivano non sappiamo la provenienza, loro stessi tante volte non mi sanno dire da dove vengono, per cui abbiamo preferito, per ragioni anche di sicurezza e sanitaria, di mantenere, questo iter, quindi non consumandolo più. Comunque il pasto, forse ancora più abbondante di prima, gli si dà ad asporto, ognuno se lo consuma dove meglio è consono, però dentro il sacco del pasto non manca nulla, anzi c'è un di più, perché mentre qua determinate cose magari non lo voglio, lo faccio, non lo faccio, là quello che trovano consumano, ecco. Quanti sono i pasti che quotidianamente preparate? Allora, per ora è un periodo che siamo a quota 100, però la situazione oscilla, ci sono giornate di 80, giornate di 90, giornate di 120, dipende un po' il movimento che arriva. La cosa bella è che chiunque viene e bussa a questa porta non se ne va con le mani vuote, e questo è la cosa, il miracolo di ogni giorno, io lo chiamo, perché non è che sappiamo noi già a priori quante persone verranno, però nessuno se ne va con le mani vuote, e questo è veramente segno della benedizione di Dio, è un'opera sua ed è Lui, nonostante tutto, che se lo porta avanti, servendosi di braccia fragili, semplici, di persone che hanno comunque nel cuore il desiderio di servire i fratelli meno fortunati. Volevamo aggiungere una cosa: insieme al club Zoffare Aragona, noi tutti e due oggi faremo una piccola donazione che consegniamo a Suor Stellina in questa occasione. Il Presidente Annole consegnerà la busta con il contributo che i due club danno alla mensa della solidarietà. Avete visto la provvidenza? Questa è provvidenza, come dice lei, noi oggi stiamo ricevendo, non stiamo donando. Allora, e quindi tutti dall'alto. Diciamo allora a maggior ragione quello che dicevo poc'anzi, un grazie a Dio che ci guarda, ci guida, ci sostiene, anche con questi modi così. Grazie. Rievocata ieri la tradizione del mandorlo in fiore che nacque a Naro nel 1937. L'evento ha visto la partecipazione del gruppo che ha vinto il Tempio d'Oro ad Agrigento, la Colombia, quindi l'elezione di Miss Primavera e di Miss Mandorlo in fiore, ampia la partecipazione popolare alla manifestazione che ha visto la presentatrice Margherita Trupiano. Sindaco Brandara, la città di Naro non perde ogni anno la possibilità di ricordare quella festa della primavera che ha dato origine alla sagra del mandorlo in fiore. Assolutamente sì, e ne siamo orgogliosi. La sagra del mandorlo in fiore, ormai è risaputo, è nata a Naro, per ragioni logistiche è stata poi trasportata doverosamente nella città capoluogo, però noi ogni anno ci teniamo a mantenere viva quella tradizione. Per noi è una grande festa, è la festa dei naresi e non solo, è la festa dei bambini, è la festa della gente di Naro, ma siamo grati anche alle tante persone che ci raggiungono dai paesi viciniori e non solo, per venirsi a godere una bella giornata. Oggi siamo stati tra l'altro abbastanza fortunati perché è una magnifica giornata di sole. E stamane sfilate, danze, balli, un programma tra l'altro ricco e articolato. Sì, stamattina come al solito c'è stata la sfilata che si diparte dalla piazza Roma, piazza San Calogero, poi sono arrivati in piazza e c'era un tripudio di colori, un tripudio di suoni, è stata veramente una bella festa. Abbiamo scattato delle foto veramente belle che vi farò vedere,
perché è con una grande emozione avere visto nuovamente viva la nostra città ed è una cosa molto bella. Intanto Naro sta avendo anche un grande momento di risveglio turistico perché ieri il castello era stracolmo di persone. Devo dire che da un po' di tempo molta gente viene a Naro, però in particolare da quando stiamo partecipando a questo contest del Borgo dei Borghi, noi siamo andati anche in lungo e largo a trovare anche persone, scuole nella Sicilia, perché noi per fare vincere la Sicilia bisogna votare Naro, si votava fino a ieri sera e ci ha dato una visibilità. Qualcuno dice ma stiamo retrocedendo a Borgo? No, noi siamo la città, la fulgentissima, però il nostro borgo speriamo che sia il Borgo dei Borghi davvero. Precetto pasquale interforze celebrato dall'Arcivescovo di Agrigento nella cocattedrale di Villaseta, chiesa Santa Croce, ha seguito per noi l'evento il collega Giuseppe Moscato. Si è svolta ieri mattina presso la concattedrale Santa Croce di Villaseta la celebrazione del Precetto Pasquale Interforze, un evento di grande significato che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze armate, di polizia e degli enti dello Stato. La cerimonia è stata officiata dall'Arcivescovo Metropolita di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, e concelebrata dai cappellani militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente al cappellano della Polizia di Stato. Presente alla cerimonia il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il sindaco Franco Miccichè, unitamente alle principali autorità istituzionali, civili e religiose della provincia. È stato un momento di raccoglimento e di riflessione per tutti i presenti. La celebrazione del Precetto Pasquale Interforze rappresenta sicuramente un momento di grande valore simbolico che testimonia l'unione e la coesione tra le forze dell'ordine che operano al servizio del nostro Paese. Nel corso della sua omelia, Monsignore Alessandro Damiano ha sottolineato l'importanza del servizio svolto da uomini e donne in divisa che quotidianamente si impegnano per la tutela della collettività. Il pastore della Chiesa agrigentina ha inoltre ricordato i valori di sacrificio, dedizione e senso del dovere che animano il loro lavoro. Alla messa hanno partecipato alcune scolaresche che nel piazzale della parrocchia hanno potuto ammirare l'esposizione allestita per l'occasione di mezzi e materiale di tutte le armi e i corpi e gli enti rappresentati. È stata anche l'occasione per lo scambio di auguri pasquali e una foto ricordo nella scalinata della chiesa. E con l'arrivo della primavera aumentano i casi di allergia che si manifestano in forme asmatiche e riniti. A contatto con i pollini dei fiori, in merito abbiamo sentito l'allergologo dottor Calogero Berluzzo e i suoi consigli. Siamo in procinto della primavera e ovviamente le malattie allergiche sono dietro l'angolo, tanta gente ne soffre, quindi sentiamo il parere del dottore Berluzzo di allergologo, ecco cosa fare, che consigli dare ed eventualmente che tipo anche di terapia utilizzare? Bene, sì, siamo proprio quasi alla vigilia del 21 marzo, primo giorno di primavera, con il bel tempo c'è un risveglio della pollinazione
delle piante e delle erbe in genere. Nello stesso tempo, in questo periodo c'è stata una variazione climatica, per cui anche delle piogge, e conseguenza delle piogge i polleni si sono frantumati, che hanno causato delle allergie, ma non sono tanto stato in questo caso i polleni, ma le sostanze chimiche all'interno del polline stesso, e quindi sono aumentati i casi di allergie primaverili, la rinite allergica, la congiuntivite allergica, nello stesso tempo anche assieme oculorinite, la tracheite, quando vengono colpite le mucose di questi organi. I sintomi sono congiuntivite, arrossamento, prurito endocongiuntivale, starnuti, rinorrea, e tosse secca e stizzosa. L'allergologo cosa consiglia al paziente, perché il paziente si preoccupa in quanto magari questa allergia ce l'ha da parecchi mesi, perché oltre all'allergia primaverile che è dovuta alle graminacee, che si protrae anche fino a ottobre nel nostro ambiente, c'è anche l'allergia perenne, quella degli acari, che dall'inverno, dalla stagione invernale, autunno-inverno, poi si protrae. Bene, l'allergologo con molta semplicità segue le linee guida delle società scientifiche nazionali, sia AIC e AITO, ed esegue i prick test, che sono indagini di prima scelta. Dopo aver fatto un'accurata diagnosi di prick test, può predisporre la terapia. La terapia, non dimentichiamoci, gli antistaminici, soprattutto di ultima generazione, che non danno problemi di sonnolenza, di tachicardia, di aritmie, eccetera. Ma non si possono fare abusi di antistaminici, per cui l'allergologo associa la terapia inalatoria intranasale di steroidi nasali adeguati. Addirittura ci sono gli ultimi spray nasale che rappresentano una associazione di antistaminico e di steroide, e agiscono pure all'interno della congiuntiva dell'occhio, quindi prendono la rinite, la trachea e la congiuntiva. Ma queste terapie non si possono fare a lungo termine. Ma il paziente, sempre preoccupato, pone una domanda: ma dottore, non si possono prevenire queste crisi che poi alla fine durano a lungo termine? Già anche noi riusciamo a fare diagnosi differenziale tra una rinite da virus e una rinite allergica. Sì, ci sono delle linee guida importantissime delle società scientifiche che dicono l'immunoterapia desensibilizzante specifica soprattutto agli acari, che può essere o sublinguale quando l'allergia è leggera, oppure sottocutanea quando è moderata a grave. E mi consentite di dire un'ultima cosa: in questo modo, se fatto con molta correttezza e preparazione, professionalità, si evita il complicarsi delle malattie che si va a finire in farmaci che creano molto dipendenza. Passiamo alla nera. Mafia ha decapitato il clan di Corso Calatafimi a Palermo, tra gli arresti eseguiti dalle forze dell'ordine. La corrispondenza da Palermo. Carabinieri del comando provinciale di Palermo alle prime luci dell'alba di oggi hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo su richiesta della locale di DA nei confronti di 3 persone, 2 delle quali ristrette in carcere, una sottoposta agli arresti domiciliari, ritenute responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsioni aggravate consumate e tentate commesse avvalendosi del metodo mafioso al fine di agevolare l'attività criminale.
Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini condotte nel periodo 2021-2023 su delega della DDA di Palermo guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, i cui esiti hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all'appartenenza a Cosa Nostra dei membri della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi inserita nel mandamento di Pagliarelli, nonché di documentare la piena operatività sotto il profilo del controllo mafioso del territorio esercitato principalmente mediante una costante pressione estorsiva nei confronti dei commercianti della zona di Corso Calatafimi. Secondo gli investigatori, le risultanze delle indagini che nel gennaio 2023 hanno già portato all'arresto di 7 persone per i medesimi titoli di reato, operazione convenzionalmente denominata Roccaforte, condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo, consentirebbero di individuare il nuovo reggente della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi a seguito del vuoto di potere lasciato dal precedente tratto in arresto nel luglio 2020, nonché di documentare le presunte responsabilità dei singoli associati di cui lo stesso si avvaleva per perseguire gli scopi dell'associazione. Dalle investigazioni è emerso il ricorso sistematico da parte del sodalizio all'attività estorsiva sotto forma di pizzo che si intensificava con l'approssimarsi delle festività natalizie e pasquali nei confronti dei commercianti della zona di Corso Calatafimi, finalizzata all'alimentazione delle casse dell'associazione e al mantenimento degli uomini d'onore detenuti e delle loro famiglie, quale espressione del più ampio obbligo di mutua assistenza fra i consociati. La famiglia mafiosa ha dimostrato di saper esercitare un costante controllo del territorio, monitorando capillarmente gli esercizi commerciali degli insistenti, individuando per tempo quelli di nuova apertura ed avvicinando i relativi proprietari ancor prima dell'avvio dell'attività, costringendoli così sin da subito a mettersi a posto, ricorrendo ad esplicite minacce nei casi in cui gli stessi mostrassero di non voler sottostare prontamente alle richieste estorsive. L'operazione di stamane restituisce un quadro in linea con le più recenti acquisizioni investigative, ovvero quelle di una Cosa Nostra affatto rassegnata a soccombere, che mantiene invece una piena operatività e che anzi è capace non solo di incutere generico timore nelle vittime, ma anche di avvalersi della forza fisica, quale forma estrema di controllo del territorio, come nel caso di un giovane picchiato selvaggiamente in pieno giorno con una mazza di legno, poiché ritenuto colpevole di infedeltà nei confronti della moglie. È doveroso rilevare che gli odierni destinatari della misura restrittiva sono allo stato solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà oggetto di accertamento processuale. La droga messa in un cesso legata a una corda, poi salita fino a casa del capo di una banda di spacciatori. È una tecnica di rifornimento scoperta dalla polizia con l'operazione Locu, che ha visto 300 agenti impiegati a Catania a eseguire un'ordinanza cautelare del GIP su richiesta della DDA per 41 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo con differenti profili penali sono quelli di associazione mafiosa del clan Cappello Bonaccorsi, traffico di stupefacenti, porto di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish, documentata la gestione di una grossa piazza di spaccio nel Catanese. La campagna antincendio in Sicilia partirà il prossimo 15 maggio e si concluderà il 31 ottobre, lo stabilisce un decreto dell'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana, che ne anticipa per la prima volta a maggio l'avvio, estendendo a 5 mesi e mezzo il periodo in cui è operativa la macchina di contrasto ai roghi boschivi, il servizio. La campagna antincendio in Sicilia partirà il prossimo 15 maggio e si concluderà il 31 ottobre. Lo ha stabilito un decreto dell'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana, che ne anticipa per la prima volta a maggio l'avvio, estendendo a 5 mesi e mezzo il periodo in cui è operativa la macchina di contrasto ai roghi boschivi. È un ulteriore tassello, sottolinea il presidente della regione Schifani, di una programmazione che ci possa consentire di avere uomini disponibili in un periodo più ampio. La necessità legata ai cambiamenti climatici, a causa dei quali purtroppo la stagione degli incendi boschivi si allunga di anno in anno. Non vogliamo farci trovare impreparati, per cui stiamo mettendo in campo misure che servono ad avere
una capacità di intervento più efficiente e coordinata di tutte le forze disponibili. Abbiamo infatti il dovere di dare sicurezza ai cittadini e alle attività agricole e produttive. In quest'ottica abbiamo già aggiudicato la gara per il noleggio di 10 elicotteri leggeri e a breve dovrebbe concludersi anche quella per i mezzi pesanti. Nel frattempo va avanti anche il progetto di control room regionale unica per l'emergenza che mette insieme protezione civile e corpo forestale con l'utilizzo dei mezzi all'avanguardia per il monitoraggio del territorio nella logica della prevenzione. La decisione di iniziare il 15 maggio è stata presa in considerazione degli eventi incendiari di straordinaria violenza che si sono verificati lo scorso anno e all'andamento climatico che vede la Sicilia alle prese con una grave condizione di siccità. L'anno scorso, ha sottolineato l'assessore Pagana, abbiamo avviato la campagna antincendio per i primi giorni di giugno, in anticipo rispetto alle altre regioni. Quest'anno, insieme al Presidente Schifani, abbiamo programmato a partire ancora prima, con i cambiamenti climatici in atto sempre più evidenti, il concetto di stagionalità è largamente superato ed è necessario che la complessa macchina dell'antincendio boschivo regionale parta il primo possibile. Caro voli in Sicilia, in vista delle prossime festività pasquali, il bonus regionale è stato pagato solo per le richieste di dicembre. Il servizio da Trapani. Il bonus per alleggerire il caro voli istituito dalla Regione va a rilento. Finora gli uffici sono riusciti a liquidare le pratiche caricate a dicembre scorso. Restano in attesa migliaia di viaggiatori siciliani che hanno fatto richiesta sulla piattaforma Sicilia Pay. Da gennaio in poi, pochi giorni fa, il presidente della Regione Renato Schifani e l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Arico hanno annunciato l'estensione del beneficio voli a tutte le tratte italiane, dopo che inizialmente era stato previsto solo per i voli su Roma e Milano, compreso l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. L'iniziativa è lodevole, ma se i soldi arrivano, scrive intanto un lavoratore che per lavoro fa spesso la spola tra Palermo e Lombardia, in un messaggio diretto a Palermo Today, dalla quale apprendiamo la notizia. Sarebbe importante almeno sapere indicativamente quando sarà dato il bonus. Una risposta però arriva di fatto da Angelo Pizzuto, capo di gabinetto dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Abbiamo liquidato tutte le 5.600 richieste fatte entro dicembre 2023. Questa settimana manderemo in banca i mandati di pagamento per le istanze di gennaio, che sono state 7.722. Dopo Pasqua inizieremo a metterci al passo con il residuo, iniziando da tutto febbraio e dalla prima settimana di marzo. Motivi dei ritardi: Pizzuto spiega che il sistema era nuovo e doveva essere testato, in più ci sono dei passaggi burocratici e tecnici da considerare, dalla piattaforma alla ragioneria, dalla ragioneria alla tesoriere. In più, secondo il capo di gabinetto dell'assessorato infrastrutture, bisogna anche tenere conto del fatto che dal 1 gennaio 2024 la regione ha cambiato sistema contabile, passando alla tesoreria unica, una modalità che consente di gestire direttamente le disposizioni bancarie attraverso una piattaforma contabile, ma che ha dovuto inizialmente attraversare un periodo di rodaggio. Il contributo economico sarà riconosciuto dalla Regione fino al 31 dicembre di quest'anno ed è pari al 25% del costo del biglietto per ogni singola tratta, fino a un massimo di 75 euro per tutti i residenti in Sicilia. Lo sconto arriverà al 50% fino a un massimo di 150 euro per le cosiddette categorie prioritarie, i disabili con almeno il 60% di invalidità, gli studenti e residenti con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Per le nuove destinazioni gli sconti non saranno praticabili al momento dell'acquisto del biglietto, ma soltanto al rimborso, presentando l'istanza direttamente sull'apposita piattaforma del Dipartimento Infrastrutture della Regione. Per i collegamenti con Roma e Milano restano invariate le precedenti modalità, quindi la possibilità di ottenere subito la detrazione direttamente dal sito delle compagnie che hanno stipulato la convenzione con la Regione. L'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Rico ha intanto incontrato nelle scorse ore a Palermo il country manager di EasyJet in Italia, Lorenzo Lagorio. Al centro del confronto lo sviluppo della connettività degli aeroporti siciliani e le scontistiche sui voli domestici recentemente implementate dalla Regione siciliana verso tutti
di aeroporti italiani. Con questa compagnia aerea che statisticamente sta incrementando il numero dei passeggeri da e verso la nostra isola, dice Aricò, abbiamo discusso di alcune idee utili per consolidare il trend di crescita degli ultimi anni. Il nostro auspicio è che anche EasyJet possa aderire alla convenzione per lo sconto diretto già al momento delle prenotazioni, come già avviene con ITA e Aero Italia. EasyJet, tra l'altro, ha preso atto con soddisfazione del numero di clienti siciliani che hanno già chiesto e ottenuto il contributo regionale tramite la piattaforma Sicilia Pay e ha manifestato apprezzamento per l'iniziativa della regione di estendere il contributo da ora in avanti anche ai passeggeri residenti in Sicilia che volano su tutti gli aeroporti italiani. La compagnia aerea opera da e per 4 aeroporti siciliani: Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa, con un totale di 31 rotte, di cui 8 nazionali e 23 internazionali, oltre 2,5 milioni di posti all'anno in vendita da e per la Sicilia. Linea alla regia per la pubblicità. Associazione Settimana Santa Cianciana presenta La passione del Figlio dell'uomo. Dal sorgere del sole fino al tramonto sia lodato il nome del Signore. Il suo potere gli viene da Dio. La più commovente e sacra passione di Cristo. Dove sono i tuoi soldati? Una rappresentazione travolgente. Il sacrificio del Cristo. Per salvare l'umanità. Non farti raccontare questo evento, ma vivilo, il 28 e il 29 marzo, a Cianciana, Agrigento. Per la tua pubblicità su TVR, chiama il numero 337 96 55 60. Vengono riattivati i centri regionali per l'impiego per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e il servizio. È quasi un dato paradossale, il lavoro in Sicilia ci sarebbe, però tanti giovani non lo sanno e vanno via. Non lo sanno, non è proprio così, perché molti giovani vanno via perché qui non sono formati appunto per le richieste che il mondo del lavoro richiede, per cui le istituzioni, tutti dobbiamo fare squadra nel preparare questi ragazzi con la formazione, far sì che questo incrocio domande e offerte tra le aziende e il mercato del lavoro sia un fatto reale. Noi con l'Osservatorio del Mercato del Lavoro abbiamo messo in atto tante disposizioni che sicuramente faciliteranno questo incontro. Il programma è a istanza dei comuni. I piccoli comuni appunto hanno la necessità di avere uno sportello proprio del centro dell'impiego all'interno della comunità, perché molto spesso soprattutto i comuni montani o lontani dalle grosse città sono penalizzati perché i cittadini devono appunto ogni qualvolta che hanno bisogno di un'informazione oppure di essere catalogati raggiungere le città, per cui noi a istanza dei sindaci ci mettono loro a disposizione la location che generalmente è all'interno del comune, apriamo questi centri per l'impiego inviando settimanalmente a secondo delle esigenze dei dipendenti provenienti dai capoluoghi per poter agevolare questi cittadini che si
trovano in comunità lontane. C'è da un lato chi cerca lavoro e dall'altro lato chi offre il lavoro. L'incrocio non c'è perché le competenze che cercano le imprese non sono coperte da chi si candida a fare quel determinato lavoro, e questo porta ad avere le imprese scoperte su determinati ruoli in azienda e sacche di disoccupazione. Un portale che si chiama Un Impiego, che serve per cercare di fare l'incrocio tra la domanda e l'offerta. Con i consulenti del lavoro stiamo cercando di implementare questo portale in modo tale da trovare degli indicatori che servono a chi si occupa dell'offerta formativa per arrivare ad avere giovani competenti con competenze specifiche che servono al mondo dell'impresa. Sciopero ieri a Palermo dei servizi di autolinee per la sicurezza sul lavoro a tutela della salute dei dipendenti ma anche degli utenti. Diverse le aziende siciliane interessate del settore pubblico. A indire la manifestazione la FIT CISL Sicilia davanti alla sede dell'assessorato regionale trasporti, il servizio da Palermo. Oggi la FIT CISL Sicilia sciopera a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di tutti quei viaggiatori che giornalmente usufruiscono dei pullman e dei mezzi delle aziende del gruppo Scelfo, in particolare Segesta, Sicilbus, Etna Trasporti e Interbus. Già nel 2023 avevamo cercato più volte di istituire un confronto con la proprietà di queste aziende del trasporto pubblico extraurbano. Grazie ai tavoli fatti in prefettura, ai 2 scioperi fatti l'anno scorso, eravamo riusciti a raggiungere addirittura un accordo dopo 30 anni. Oggi un nulla di fatto. Vogliamo parlare, nello specifico, quali sono le difficoltà che hanno i lavoratori giorno dopo giorno? In questo momento l'azienda bypassa quello che è il confronto sindacale. Un muro di cemento posto ai tavoli di trattativa senza raggiungere nessun risultato. Nel 2023, grazie all'intervento del prefetto e del direttore del Dipartimento della Mobilità, il dottor Lizio, eravamo riusciti a raggiungere un accordo sui tempi di percorrenza, il superonastro lavorativo, tempi di riposo e percorrenze. Oggi un nulla di fatto. Oggi assistiamo a una volontà aziendale, a una palese volontà aziendale nel bypassare il confronto sindacale e quelle che sono le regole, le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Chiediamo a gran voce un intervento robusto dell'assessore Alessandra Ricò e di tutti quegli uffici istituiti del Dipartimento della Mobilità affinché queste aziende finalmente rispettino quelle che sono le norme comunitarie, nazionali e contrattuali in materia di riposi, tempi di percorrenza, superonastro lavorativo e tempi di guida. In un anno in cui ci accingiamo al bando per l'affidamento dei servizi minimi essenziali nel trasporto pubblico locale, che si penalizzino tutte quelle aziende che non mettono in campo quelle norme e quelle regole contrattuali per il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. A Messina manifestazione contro il ponte all'arrivo di Pietro Ciucci, amministratore delegato della società dello Stretto di Messina, dove ha presentato il progetto della struttura. Quella del ponte non è una vicenda che ha momenti storici, è fatta di una grande quantità di passaggi. Noi ci siamo sempre, ci siamo stati in passato, ci saremo anche oggi e ci saremo anche domani. Il nostro compito è quello di svelare i loro trucchi e il nostro compito è quello di contrastare le loro operazioni. Oggi la manifestazione ha questo carattere, il carattere di accogliere Ciucci rumorosamente come merita e poi continueremo con tutte le altre iniziative naturalmente.
Salvini ripete sempre le stesse cose, lo sappiamo, lui ha un disco rotto che utilizza sempre, prima erano le tonnellate di CO2, erano 120.000 posti di lavoro, tutte cose che non sono verificate dai fatti. In qualsiasi, diciamo, operazione di tipo razionale con 68 raccomandazioni di quel tipo ci si fermerebbe, ma il ponte non è un'operazione di tipo razionale, il ponte è un'operazione che è finalizzata a fare trarre vantaggio a un vero e proprio blocco sociale che ci guadagnerà, chi ci perderà sarà la città, chi ci perderà saremmo noi, e quindi noi abbiamo il dovere di contrastare questo tipo di operazione. Il lavoro non è che si fa solo se ci sono gli operai sul ponte, si fanno anche se si fanno le ferrovie, se si fanno i porti, se si fanno gli aeroporti, le strade, le autostrade, gli acquedotti, la messa in sicurezza del territorio. Non è il lavoro, ne parlano come se fosse il lavoro è solo dal ponte, è veramente buttare fumo negli occhi a tutti. Poi voglio ricordare che il PIL, cioè proprio il prodotto interno lordo che tanto parlano tutti, ma il Giappone è la terza economia del mondo ed non è collegato con nessun ponte con la Russia, la Cina e la Corea del Sud perché c'è il mare in mezzo. Perciò questo dire che si sviluppa l'economia con il ponte è proprio una contraddizione, già si capisce subito. Però quando l'informazione è spesso più che manipolata, ha senso unico, ma è chiaro che poi molti possono avere qualche dubbio, però intanto i sondaggi dicono che la maggior parte è contro il ponte. Abbiamo lavorato ovviamente, come sapete, sul progetto stesso, l'abbiamo aggiornato, abbiamo approvato l'aggiornamento il 15 di febbraio, abbiamo trasmesso tutta la documentazione al MASE, al Ministero dell'Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture e si è avviata la valutazione di impatto ambientale fine della scorsa settimana. In questa settimana verrà convocata la conferenza di servizi e quindi l'obiettivo è quello di raggiungere il CIPES per metà dell'anno. Sapete che il CIPES è il passaggio in cui il progetto tecnico verrà approvato, comunque esaminato e auspicabilmente approvato. Questo progetto avrà una copertura finanziaria dall'inizio per tutto l'importo e quindi non dovrà ogni anno aspettare che vengano assegnate risorse. Questo evidentemente dà anche una maggiore tranquillità, una maggiore certezza sul fatto che una volta partiti i lavori sul territorio, questi saranno completati nei tempi previsti. Rischio sismico e vento, che cosa ci dice? Ma sono due temi che sono stati dibattuti in maniera da anni, con aggiornamenti continui. Quindi il ponte per le sue caratteristiche resiste al sisma di magnitudo superiore al 7° grado della scala Richter, il vento è la stessa caratteristica del ponte, si dice un ponte alare, no? Dal disegno alare, cioè proprio costruito e immaginato proprio per considerare il vento, le velocità del vento. Quindi resiste a oltre 250 km/h, forse 300, ma il massimo vento registrato nello stretto supera di poco i 100 km/h, ovviamente per brevi periodi. La fase vera e propria degli espropri inizierà soltanto dopo l'approvazione del CIPES e, come si dice, usando un termine di legge, quando verrà dichiarata la pubblica utilità. Non saranno certo le case i primi oggetti, i primi obiettivi di questa fase delicatissima. Noi cercheremo di dare a tutti il tempo necessario, cercheremo di trovare con tutti un accordo che riguarda sia i valori sia i tempi. Noi vogliamo fare quest'opera insieme al territorio, ben sapendo che a un certo numero di persone daremo dei fastidi,
daremo dei problemi, cercheremo di fare di tutto per attenuarli, tenendo presente la grandissima utilità che quest'opera porta per tutto il territorio e per tutti gli altri cittadini, le altre persone. Passiamo alle notizie sportive con un servizio sulle squadre di calcio giovanili della nostra provincia, curato dal collega Carmelo Lentini. Iniziamo il nostro servizio con il calcio che riguarda le giovanili della nostra provincia. 3 atleti della società Atena di Agrigento sono stati convocati nelle rappresentative regionali Under 17 e Under 15, che parteciperanno al prossimo torneo delle regioni che si svolgerà in Liguria dal 22 al 29 marzo 2024. Si tratta degli Under 15 Sebastiano Gennaro e di Giovanni Lume e dell'Under 17 Gabriele Bondà. I 3 ragazzi, tutti protagonisti di un'eccellente stagione con le rispettive formazioni, che hanno disputato i campionati Elite con la società agrigentina. Inoltre va aggiunto che 3 ragazzi dell'Atena sono gli unici rappresentanti della provincia di Agrigento presenti nei convocati. Intanto è ripreso il campionato di terza categoria dopo una giornata di sosta. La lotta per la promozione in seconda si sta restringendo al momento tra 3 squadre: Eraclea Minoa, River Platani e Atletico Realmonte. Il distacco tra la prima e le seconde appaiate a pari punti è di appena una lunghezza. Lo scorso turno hanno vinto tutte quante: l'Atletico Realmonte in casa con le Muxar, il River Platani a Casteltermine contro il locale Don Bosco e infine l'attuale capolista Eraclea Minoa fuori casa sul campo del Camicos. In sintesi, questi sono stati i risultati della 17ª giornata. Favara Academy Gattopardo 2-1, Villaseta Futsal Burgio 1-1, Atletico Realmonte Muxar 4-1, Bovo Marina Montallegro Agrigentina 3-0, Don Bosco River Platani 1-4, Camicos Eraclea e Minoa 0-1. Quindi la classifica per i primi posti vede l'Eraclea punti 38, River Platani e Atletico Realmonte punti 37. Staccato c'è il Favara Academy con 31 e la Gattopardo e Palma con 30. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20, con replica la mattina alle 9 e sull'LCN 268 in tutta Italia. Vi auguriamo pertanto una buona serata con i programmi di TVA.